Non so perché è così nervoso l'assessore Calzavara oggi, forse, se posso parlare, forse, siccome mi ha dato lezione di educazione prima, però capisco che quando uno arriva alla fine di un impero, che si sgretola di fronte alla realtà e si rende conto che non si sa più a cosa attaccarsi, rimane solo l'arroganza del potere. Ma vincere senza avere una cultura del confronto, senza essere disponibili ad accogliere le considerazioni delle minoranze, è una vittoria che non porta da nessuna parte. Quindi è un atteggiamento che dimostra esattamente il vero volto di questa amministrazione regionale, che non solo ha stravinto, come ogni volta pensate sia sufficiente ribadirci, ma vorrebbe anche mettere a tacere l'opposizione, perché non solo dà fastidio che stiamo qui in pochi, ma dà anche fastidio se diciamo il nostro punto di vista, al punto che l'assessore al bilancio, anziché rispondere eventualmente alle considerazioni fatte dalla minoranza, pensa sia normale avere questo atteggiamento, ma siccome si sa che quando uno deve riempire contenuti che non ha, utilizza l'arroganza, questo è quello che abbiamo visto ora. E invece io vorrei provare, se no stiamo perdendo tempo, a tornare sul nodo politico della discussione, che non è far vedere chi ha preso più voti, chi ha più consenso, chi ha già dato e chi deve ancora dare. Il punto è cosa c'è di politico dentro questo documento, e fuori da qua, dal palco di Pontida, potrete anche far finta di essere i più bravi. Qua dentro, dove tutti abbiamo gli stessi diritti di parola, dovete farvene una ragione. E qua non ci sono gli elettori che vengono abbindolati dalle vostre fesserie. Qua ci sono dei consiglieri che pretendono delle risposte, che pretendono le fesserie che ho sentito dall'assessore. Vado avanti. Vi vorrei vedere così reattivi anche quando il vostro assessore insulta le minoranze, ma siccome siete arroganti e prepotenti, siete capaci soltanto di prendervela quando avete il vostro bel posto coperto dal assessore al bilancio. Stiamo nel merito delle cose. Ovviamente, come sempre, parleremo a nessuno a una poltrona vuota. La differenza non si noterà particolarmente. La differenza non si noterà. Allora, l'assessore Lanzarin comunque rappresenta no, la Giunta. l'assessore al bilancio, naturalmente, essendo competenza dell'assessore Calzavara. Dicevo, staremmo discutendo, anche se appunto all'assessore competente non interessa e non piace che la minoranza discuta, un passaggio che invece, a mio giudizio, al netto delle considerazioni tecniche, dovrebbe essere un passaggio rilevante, perché le scelte che noi facciamo, non esclusivamente collegate al bilancio consolidato, ma in generale rispetto all'impianto che il gruppo Regione Veneto si vuole dare attraverso le partecipazioni societarie o l'individuazione di enti strumentali, dovrebbe raccontare qual è l'idea di Veneto che avete. E io attraverso questo bilancio regionale provo a leggere qual è l'idea di Veneto che avete e che avete avuto in questi 15 anni e che oggi vediamo plasticamente, e dove siamo destinati ad andare a finire. La parte più significativa di tutta l'attività amministrativa che questa amministrazione e questa regione esercitano non viene fatta né da questo Consiglio né dalla Giunta regionale, ma da tutto l'universo di società partecipate ed enti strumentali che questa amministrazione ha messo in campo. Quindi stiamo qua a discutere di niente, perché i soldi e le decisioni non passano da qui, ma passano dai consigli di amministrazione che loro nominano. Perché? Le infrastrutture acquedottistiche non le decidiamo noi, le decide Veneto Acque. Le infrastrutture rotabili non le decidiamo noi, le decidono Infrastrutture Venete o sistemi territoriali. I fondi europei anche adesso non li decidiamo noi, li decide sostanzialmente Veneto Sviluppo e i relativi dirigenti. Le politiche economiche di questa regione non le decidiamo noi, le abbiamo delegate a Veneto Innovazione, che scrive i bandi, decide gli stanziamenti e fa tutto. Le politiche sulle infrastrutture autostradali non le decidiamo noi, le decide CAV e la costituenda società Alto Adriatico.
Persino il comparto primario e la sua gestione e i suoi pagamenti non li decidiamo noi, li decide Avepa. Le politiche del lavoro non le decidiamo noi, le decide Veneto Lavoro. Le politiche per la casa non le decidiamo noi, le decide ESU. Le politiche per il diritto allo studio, per il diritto allo studio non le decidiamo noi, le decide ESU. Le politiche ambientali le decidono i parchi. Le politiche culturali molto spesso le decidono le fondazioni, in cui noi ci limitiamo a girare le risorse. E se in questo quadro noi ci mettiamo anche la potenzialità decisionale che sta in capo ad Azienda Zero e non alla Regione, abbiamo capito che stiamo discutendo di bricioline, perché il grosso delle scelte politiche e amministrative di questa Regione viene fatto appunto in una struttura abnorme, in un complesso di società e enti strumentali rilevante, che si occupa della stragrande maggioranza delle attività di questa amministrazione regionale, e dunque mi porta a dire che la nomina dei CDA di alcune di queste società vale di più che essere nominati assessore in questa Regione, perché decidono di più quelli. E lo dico anche rispetto a quando qualche assessore, che forse non ha capito esattamente qual è la finalità del legislatore in alcuni casi, ironizza sul decreto Madia. E purtroppo il decreto Madia è dovuto intervenire esattamente per situazioni come questa, dove c'era un utilizzo abnorme di soggetti esterni di diritto privato all'amministrazione locale per delegare in luoghi che sono più difficili da controllare e in cui le regole della trasparenza sono meno evidenti, l'attività amministrativa. Meno male che c'è il decreto Madia e che ha obbligato questa Regione e tanti altri enti a fare un po' di pulizia rispetto a queste tecniche surrettizie di far svolgere l'attività che dovrebbe essere pubblica da soggetti privati. Allora è oggettivo, e vi sfido a dimostrare il contrario. Se vuole però andiamo a vedere la Basilicata, che ho capito che è la regione target che noi ci diamo per vedere se siamo bravi. È evidente che ognuno si dà il paragone che si merita, quindi ho citato il paragone dell'assessore. Questo utilizzo e ricorso all'esternalizzazione della funzione pubblica è evidente. E questo da cosa deriva? Deriva da una convinzione che questa amministrazione regionale ha, e cioè che lo schema societario presenta meno rigidità della macchina burocratica amministrativa del pubblico. È più performante, no? Dice il Presidente sempre. Noi dobbiamo essere performanti, e siccome la politica, venire in Consiglio regionale, rispondere ai consiglieri di opposizione è una scocciatura, se io lo posso fare attraverso un CDA, in cui magari le minoranze mancano la rappresentanza, mi viene molto più facile. Siamo più performanti, giusto? Siamo più pronti a rispondere alle necessità che noi riteniamo essere quelle prioritarie. E quindi io mi chiedo e vi chiedo se si degna l'assessore darci una risposta che non sia, solo dettata dall'arroganza, ma che prova ad avere un po' di valenza di tipo politico, perché lo ammetto, assessore, sulla gara di prepotenza o di testosterone ovviamente è lei per definizione parte vincente. Allora io la domanda che rivolgo alla Giunta e a chi ha una responsabilità enorme nel costruire questo impianto politico è: ma secondo lei, assessore, quanto incide la finalità pubblicistica in questo impianto societario che avete messo in campo in tutti questi anni? Se incide, è una domanda non retorica e neanche banale, e se non ci fermiamo alla polemichetta, che appunto ritrovo anche poco utile, a questa domanda possiamo avere una risposta? Quanto incide la finalità pubblicistica dentro questo impianto? Cioè, al netto del fatto che lei ci spiega ogni anno che i bilanci delle società sono in ordine, ma rispetto alla finalità pubblica che le azioni di quella società dovrebbero svolgere per conto della Regione del Veneto, lei che opinione ha esattamente? Perché io questo non l'ho capita, e ha l'occasione, se ritiene utile rifarlo, di dirci qualcosa. E in questa PDA sul bilancio consolidato, rispetto a questa domanda, io una risposta non l'ho trovata. Non c'è nessuna valutazione rispetto alle politiche pubbliche che questi soggetti sono chiamati a esercitare attraverso la delega che voi gli conferite.
Noi sappiamo che nel DEF ci sono alcune schede in cui c'è una sorta di impegno previsionale rispetto all'attività di queste società. Ma quando è il momento in cui noi andiamo a verificare se le cose che scrivete nel DEF sono impegni mantenuti da questi enti strumentali? Quando è che avviene questo passaggio, se non dentro il bilancio consolidato, in cui lei, Assessore, invece di perdere tempo ad arrabbiarsi sulle virgole, dovrebbe rispondere nella sostanza politica di questo documento? Ma siccome non c'è niente da dire, si preferisce fare l'offeso e faccia l'offeso. Ma io invece penso che la valutazione che lei, noi, i cittadini del Veneto fanno rispetto a questa fondamentale domanda sia una valutazione cruciale, strategica, che non potete più far finta di togliere dal piatto. E guardi, Assessore, faccia pure l'arrabbiato e l'offeso quanto vuole, capirà, non è una delle questioni che mi toglie il sonno, però c'è una questione rispetto alla quale invece secondo me dovrebbe farsi passare un po' il nervoso e iniziare ad assumersi pienamente la responsabilità del ruolo che ricopre, e le spiego qual è dal mio punto di vista. A me sembra che noi siamo in una fase delicata, complicata della storia di questo Paese e di questa Regione. Le diseguaglianze stanno crescendo. Se non le ha viste dal palco di Pontida, le dico che delle città normali queste diseguaglianze che crescono si vedono. Forse c'era il bandierone della Regione del Veneto che le oscurava la vista, ma come fa a non accorgersi che le diseguaglianze in Veneto, in Italia, nel mondo stanno crescendo? Come fa a non rendersi conto che questa regione negli ultimi 15 anni sta presentando delle criticità anche inedite, dovute al cambio dei tempi, che 15 anni fa non esistevano e che oggi meriterebbero un vocabolario nuovo di risposte? Come fa, Assessore, a non pensare che solo un deciso intervento pubblico potrebbe ridurre queste diseguaglianze che si stanno ampliando? La pandemia ce l'ha dimostrato chiaramente. Noi stiamo rispondendo a problemi nuovi con parole vecchie, come se quello che è successo negli ultimi 4, 5, 6 anni fosse uno spot televisivo che è iniziato ed è finito e non ha prodotto conseguenze. Ho ancora 2 ore e mezza, Assessore. Quindi la vera domanda, si può arrabbiare quanto vuole, ma la vera domanda che io le pongo, se riesce a rispondermi e se ritiene di rispondermi, è esattamente questa. Ritiene o no che un intervento pubblico deciso, finalizzato, strategico possa contribuire a ridurre le diseguaglianze crescenti? Se sì, mi deve spiegare qual è secondo lei questo intervento pubblico per ridurre le diseguaglianze. E guardi, continui pure con la retorica del Veneto tax free. Ormai io ho perso anche le speranze della possibilità che tamponiate a quell'errore. Non vuole mettere l'addizionale, non la metta, cioè non è quello, il punto non è lo strumento, il punto è lo vede il problema o lo vediamo solo noi? Perché se lo vediamo solo noi vorrà dire che saremo quelle delle sfighe e pazienza. Ma io penso che ormai il problema sia evidente a tutti. Non vuole mettere l'addizionale perché capisco che rimangiarsi uno slogan con cui si riempie la bocca da tanti anni sia antipatico dal punto di vista politico. Ma da un'altra parte l'intervento pubblico per ridurre le diseguaglianze lo deve mettere in campo. Lo dico a lei perché è l'assessore al bilancio. Se il Presidente della Regione si degnasse ogni tanto di venire qua, lo direi ancora più volentieri al Presidente della Regione, ma purtroppo è impegnato a presentare il libro, non mi ricordo dove oggi. Allora io mi chiedo se c'è, vedete, intravedete, intuite che esiste la necessità di correggere queste storture. Come le correggiamo? Come le volete correggere? Perché guardi, a parte che avere la risposta di ESU rispetto al fatto che il bilancio sia inattivo perché ha chiuso la mensa degli studenti è una risposta che dimostra che lei non sa di cosa sta parlando, perché ESU va inattivo perché da quando ci siete voi ha chiuso la mensa che era gestita direttamente dall'ente strumentale e viene a mancare un servizio ai ragazzi che studiano ad Agripolis, che non è Padova città. È un comune fuori dalla città di Padova e non è che trovi mense pubbliche in giro per Legnaro. E quindi il fatto che ESU, pur in passivo,
potesse garantire il servizio mensa a quelle migliaia di studenti che lì studiano, era una cosa utile, ma siccome voi la misurate soltanto in termini di quanti schemi rimane in tasca, non che rimaneva in tasca schemi, ma avrebbe continuato a esercitare la funzione per la quale è stato delegato, cioè il diritto allo studio delle ragazze e dei ragazzi che si iscrivono alle università del Veneto. Quindi non me lo venga a raccontare come un fiore all'occhiello il fatto che ESU adesso è inattivo. È inattivo perché avete tagliato un servizio agli studenti di Agripolis. Punto primo. Punto secondo. Su Veneto Lavoro, a me, lei mi dice dovete farci le domande e noi vi diamo le risposte. Me l'ha data 12 mesi dopo. Cioè io quella questione su Veneto Lavoro gliel'ho posta 12 mesi fa. 12. E lei forse è riuscita a spiegarmela oggi, a darmela la risposta. Se questi sono i tempi, capirà che non è che ci mettiamo proprio a investire tantissimo nel chiedere le risposte. E trovo francamente persino offensivo che lei lasci intendere che noi auspichiamo che i soldi per le borse di studio non arriveranno. Perché se non fosse stato per noi, che almeno su questo tema abbiamo provato a sollevare un po' di opinione pubblica, voi quel tema, ma dove ce l'avevate nella vostra lista di priorità? Infine, Veneto Lavoro. Cito alcune questioni perché sennò la facciamo troppo lunga. Ci ha parlato, lei ha impegnato, avendo 2 ore e 20, posso permettermelo, consigliere Beth. C'è un'ottima caffetteria, se vuole, se non è interessato. No, ma giustamente non siete obbligati ad ascoltarmi. Siete solo obbligati a farmi parlare, non ad ascoltarmi. Dicevo, su Veneto Lavoro, assessore Calzavara, lei mi ha risposto 12 mesi dopo a una cosa che io avevo notato e che lei su cui lei non si era posto il minimo dubbio. Ma oggi non mi dice niente, assessore Calzavara, come Veneto Lavoro ha performato rispetto per esempio al programma GOL, che è l'unica roba, la più importante, su cui Veneto Lavoro quest'anno si dovrebbe essere impegnato. Quest'anno intendo il 22, che è la vera grande novità, il vero cambio di passo per le politiche attive del lavoro, o quantomeno, per stare sul linguaggio che so a lei caro, è l'unica entrata economica rilevante che questa regione ha ottenuto nel 2022 per le politiche attive del lavoro. Parlo di soldi che so che così attiro la sua attenzione. E nel bilancio consolidato di Veneto Lavoro, l'anno più importante in cui parte il programma GOL, che dovrebbe essere lo strumento attraverso cui l'Italia prova a costruire un sistema di politiche del lavoro nuovo e innovativo, nel bilancio consolidato di Veneto Lavoro della Regione del Veneto che lei ci presenta, assessore Calzavara, non dice una parola sul programma GOL. Decine di milioni di euro alla Regione del Veneto e lei si preoccupa di spiegare i rate, i risconti di Veneto Lavoro, ma non dice niente sul programma GOL, giusto per fare un'osservazione. La seconda osservazione, che è una delle ragioni per cui le chiedo dove sta la politica dentro il suo bilancio consolidato, è che ci fosse stata una parola sul PNRR dentro questo bilancio consolidato. No, cioè mi aveste spiegato come le società partecipate dalla Regione del Veneto hanno performato rispetto agli strumenti messi in campo dal PNRR. Siamo stati capaci attraverso le nostre società di cogliere la grande opportunità data dalle risorse europee per trasformare la nostra regione, il nostro territorio. Ma mi spieghi come avete fatto, dove li avete messi questi soldi, come avete attivato le vostre società per prendervi le risorse del PNRR, quelle possibili. Non c'è scritto niente, lei non ci propone una visione, un occhiale attraverso cui leggere in coerenza le politiche pubbliche che avete esercitato insieme a tutte queste società. Dove sta il PNRR? Io voglio sapere, altra domanda che le faccio, assessore, magari sul consolidato dell'anno prossimo ci risponde, io voglio sapere, ma dentro tutto questo groviglio di società partecipate e di enti strumentali che possono essere soggetti attuatori delle progettualità PNRR, dove li avete intercettati questi fondi? Con quale finalità?
In quale missione? Sulla base di quale progetto di sviluppo del Veneto del futuro? Questa è una discussione che si può fare per ragionare attorno al bilancio consolidato. Quindi, Assessore Calzavara, le ripeto, la qualità di chi fa politica o di chi fa l'amministratore pubblico si basa fondamentalmente sulla qualità delle risposte che è capace di dare. Se la qualità la misuriamo sul tasso di arroganza, siamo lontani, a mio giudizio, dall'obiettivo che la Regione del Veneto dovrebbe porsi. Allora forse troverà meno fastidioso e meno stucchevole l'intervento della minoranza nel momento in cui sarà in grado di darci delle risposte che qualifichino, che diano colore alla sua iniziativa politica, perché se no, lo dico così visto che come lei non manca mai di ricordarci, voi vincerete per sempre e noi perderemo per sempre, la prossima volta al suo posto andiamo a prendere un bravo ragioniere che forse almeno il suo mestiere riesce a farlo anche meglio, perché se questo è il piano sul quale dobbiamo valutare l'azione politica dell'amministrazione della Regione del Veneto, io penso che un ragioniere, ma neanche bravissimo, un ragioniere che sa fare il suo lavoro può essere totalmente un'alternativa interessante.